Sì, beh, la situazione adesso per noi è completamente sotto controllo, per fortuna. Abbiamo passato 3 giorni molto, molto duri, di tensione, soprattutto anche perché si voleva cercare di dare una mano e contribuire su tutto il lavoro pesantissimo che ha avuto la vicina città di Montegrotto Terme. Per quanto riguarda le nostre zone abbiamo avuto 2 punti critici, la frazione di Monterosso e quella di Giarre. Abbiamo dovuto chiudere circa 8 strade, si è allagato come sempre subito di primo acchito il sottopasso nuovo, quello realizzato da Veneto Strade, perché devono ancora fare dei muretti di contenimento che ci auguriamo che finalmente capiscano l'importanza e l'urgenza di questi lavori. Abbiamo dovuto chiudere alcune strade, quindi magari la viabilità ha subito qualche contrattempo e qualche blocco. C'è stato purtroppo, dobbiamo rilevare, anche qualche imbecille che portava via i cartelli di segnalazione di pericolo di strade chiuse. Siamo dovuti intervenire su 3 strade diverse, via Sabbioni, via Pilon, via San Bartolomeo, proprio perché portavano via e rubavano i cartelli, cose incredibili, ma voglio dire di imbecilli ce ne sono sempre tanti. E dopodiché invece siamo intervenuti, siamo riusciti a salvare il sottopasso di via Sabbioni, quindi che non si è allagato, e abbiamo cercato di contenere al massimo l'acqua in modo che confluisse meno sulla fascia, diciamo, dalle Giarre verso anche il settore di Montegrotto, la parte della frazione di Mezzavia che è stata poi fortemente colpita durante questa notte dalla fuoriuscita del Menona e di tutte le pressioni che ci sono state sull'acqua. Per il resto abbiamo utilizzato circa 6.000 sacchi di sabbia, siamo intervenuti con 150 interventi diretti sul territorio aponense, quasi altrettanti su quello San Pietrino, e oggi è sotto controllo, però i livelli sono alti, basta un po' di pioggia e si ritorna tutti su uno stato di allerta e di emergenza.